tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dei riassunti spicci. Basta, non ce la faccio Oggi più, parleremo di un autore fondamentale della letteratura italiana. Chi è? Lui è Ugo Foscolo. No. Cominciamo! No. Ugo Foscolo nasce a Zante nel 1778. Zante è passata alla storia perché lì è nata la famosissima acqua frizzante. Da madre greca e Sì. padre veneziano. Sì. Il suo vero nome di battesimo non era Ugo, No, ma no. piuttosto Niccolò. Che con Ugo non c'entra proprio niente. È come se io mi chiamo Claudio e uno per abbreviare mi chiama Gio. Quando il padre muore, lui si trasferisce a Venezia insieme alla madre e diventa un fervido sostenitore della rivoluzione francese. Stai veramente sbadigliando, Claudio? La sua vita fu veramente piena di donne. C'era veramente un amante delle grande donne. Foscolo. Uno di noi è Ugo, uno di noi. Foscolo ebbe una relazione con Teresa Pickler, A me ci piaceva Pickler. nonché moglie del suo carissimo amico Vincenzo Monti. E Vincenzo Monti. Si innamorò poi di un'altra donna, Sì. Antonietta, per cui scrisse lode famosissima all'amica risanata. Antonietta. E ancora ebbe una figlia che si chiamava Floriana dall'inglese Fanny Emmerite. No, dall'inglese flower. Ugo Foscolo Oh. ebbe anche un'intensa vita attiva dal punto di vista politico. Per esempio, Sì. lui visse a Milano. A Milano. Visse a Genova, Genova. combatté contro l'impero austro-russo perché Giusto. lui sosteneva la formazione del Regno Italico. Grande Ugo. Ma siccome gli austriaci vinsero comunque la guerra a Milano, gli proposero di scrivere per loro, ma lui si rifiutò e se ne andò in esilio volontario. Bravo. Io ci tornerei pure all'asilio. Ci tornerei domani all'asilio. E purtroppo morì lontano da casa, vicino Londra, nel 1871. 1871. L'opera di Ugo Foscolo Sì. confluiscono correnti di pensiero molto differenti. Sì, correnti perché lui apriva sempre le finestre e c'erano tutti questi correnti. L'illuminismo, il neoclassicismo, Neoclassicismo. e anche il romanticismo, E anche il romanticismo, ovviamente. Per giusto. esempio, la visione materialistica della vita entra molto in contrasto con una visione positiva della morte. Anche lo stile di Ugo Foscolo è abbastanza particolare. Sì, È vestiva così un po' jeans e magliette, diciamo uno no, stile lo un po'. stile di scrittura, Sì. perché è uno stile molto frammentato Sì. e lui ritorna spesso a scrivere e riscrivere le sue opere proprio a sottolineare questa inquietudine dentro l'autore. L'opera fondamentale di Ugo Foscolo fu sicuramente Le ultime lettere di Jacopo Ortis, un romanzo epistolare veramente Pieno importantissimo. di pistole, era praticamente un thrill, un romanzo di questi Ma non è- d'azione. L'ignoranza proprio non ha limiti. Sì. Che prende spunto Punto. dai dolori del giovane Werther di Goethe. I temi trattati nelle ultime lettere di Jacopo Ortis sono sicuramente l'amore, L'amore, la politica politica. e la morte. Jacopo Ortis, infatti, il Ma che protagonista. cazzo è Jacopo Ortis? Il protagonista di questo Ah, romanzo è ah. innamorato di Teresa, una Sì, donna. sì. Ma purtroppo Teresa, Non data gliela in dà. moglie, non è che non gliela Non dà, gliela no, dà. è stata già data in moglie ad un altro uomo. Quindi il povero Jacopo, distrutto sia dal punto di vista amoroso che dal punto di vista politico, arriva addirittura al suicidio. Ma per una che non gliela dà! Non è per quello, ma quanto sei- esagerato, proprio Jacopino, superficiale. Un'altra opera fondamentale di Ugo Foscolo è il Carme dei Sepolcri. Carme Dei Da qui Sepolcri. la famosa ci vuole Carme e sangue freddo. Composto da Carme. 295 endecasillabi. Quanti? 295 endecasillabi sciolti. E perché non se ne legava, scusi? Non ne sentiva caldo con tutti questi endecasillabi sciolti? È diviso in 4 parti e Sì. analizza il valore della morte, La morte. il valore delle tombe, chi rimane Vale. può ricordare il defunto amato davanti a una tomba. Capito? Toccatevi tutti, per cortesia. No. Scrive inoltre Foscolo una raccolta intitolata Poesie, Sì. in cui ci sono 12 sonetti e 2 odi. Sono due. Poi gli altri li voleva bene tutti, però due proprio li odiava, proprio odi da morire. In cui esaltava la bellezza La bellezza. della donna, Ci ovviamente. piacevano i film, ne l'abbiamo capito. E infine scrisse Le Grazie, Le Grazie. opera purtroppo Grazie. incompiuta, Sì. composta da 3 inni Sì. dedicati a 3 dee, Tre che dee. sono Sì. Venere, Venere. Vesta
e Pallade. Pallade perché lui gli diceva pallate pure, pallate, non vi preoccupate. Queste erano le nozioni principali della vita e delle opere di Ugo Foscolo e adesso il nostro carissimo Claudio Casisa ci ripeterà quello che ha capito. Ugo Foscolo intanto inizialmente non si chiamava Ugo ma si chiamava Niccolò. Non si sa perché poi lo chiamano Ugo. Comunque, Ugo Foscolo nasce a Zante, dove nacque l'acqua frizzante, nel 1778 e morì a Londra nel 1871. In sostanza, Foscolo era femminario, cioè gli piacevano le femmine. Intanto la sua vita letteraria era influenzata da diverse correnti, dalla corrente del romanticismo, dal neoclassicismo, dall'illuminismo e chi più ismo ha, più ismo mette. Che c'entra? Le sue opere più importanti furono le ultime lettere di Jacopo Ortis. Praticamente a questo Ortis ci piaceva una che si chiamava Teresa. Cioè Teresa non gliela dava e Rito si ammazzò. Oh. Vabbè, ma non è... E poi scrisse il Carme dei Sepolcri, insomma scrisse una cosa su tutto di morte. 295 endecasillabi sciolti, che uno ci si... Tieni l'elastico, attaccati sti endecasillabi, no? E poi scrisse delle poesie dedicate alla sublimazione della donna, e ci piacevano assai. Poi scrisse come opere Le Grazie, sì, che era un'opera dedicata a 3 dee. Ok. Venere, Vasta, Vesta! Venere, Vesca e Pallade, va bene? E niente, scrisse queste grazie, e che però è un'opera incompiuta, perché poi alla fine lui nel 1871 morì, Sacughio e finì Ugo Foscolo. Grazie mille ragazzi, Sì. Speriamo di esservi stati utili. Ricordatevi sempre di andarla a studiare a parte queste cose. Non facciamo che le ripetete come No, me. assolutamente, Che poi date la assolutamente. colpa a Claudio Casisa e mi bocciano tutti. Ci vediamo la prossima settimana con un altro riassunto spiccio. Vai Ugo!